Senti come canta, senti. Pasta mista, crostacei crudi e cotti, salsa di friarielli e aglio nero. Fa paura. Iniziamo a calare la pasta mista, gli diamo 5 minuti di cottura e mentre la pasta cuoce ci puliamo i nostri crostacei. Ricordatevi di conservare le teste, che bisogna fare la bisque. Ci andiamo a ricavare dei piccoli pezzi con la polpa degli scampi e dei gamberi rossi. Partiamo con la base, il nostro solito olio all'aglio e olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo la nostra bisque che abbiamo precedentemente fatto e sì, tranquilli, un giorno vi faccio vedere come si fa. Zuppa di pesce e iniziamo a far ridurre mentre la pasta termina la cottura. 5 minuti sono passati, aggiungiamo la nostra pasta mista alla base. Mancano 3 minuti, aggiungiamo la nostra polpa d'astice. A fine cottura manteghiamo con un filo d'olio. Senti come canta, senti. Impiattiamo, gamberi rossi e scampi, ne mettiamo qualcuno alla base del piatto che si andrà leggermente a scottare col calore della pasta. Ancora gamberi e scampi, a crudo sopra. Per rendere il tutto un po' più terrone, salsa di friarielli alla napoletana, aglio, olio e peperoncino. Qualche goccia di salsa all'aglio nero, che è un aglio fermentato buonissimo. Chiudiamo con un po' di polvere di limone. E ora non mi tocca che assaggiarla. Ma io, ma Luci è ancora in ferie. Devo mangiarla da solo. Fatela anche a casa, che va alla creata.